avete visto, in questa scuola le piccole alunne non si fanno certo pregare davanti a un pranzetto. Talune, magari birboncelle, amano stuzzicare quell'unico bimbo, poverino, capitato chissà perché fra tutte femmine. Ma si sa, si tratta di bambini, e di bambini di buon appetito. L'assessorato per la pubblica istruzione della regione siciliana ha dato infatti, dopo Palermo Centro, valido incremento all'assistenza scolastica. Ed oggi in ogni scuola, perfino in quelle delle frazioni più lontane dell'isola, la refezione ai bimbi delle varie classi sociali assicura quel conforto alimentare necessario a trarre utile profitto dalle ore di lezione anche per i più piccini. Assistiamo qui brevemente ad una lezione a questi alunni dell'asilo in una scuola della periferia. Vi è in uso il metodo Montessori. Tale metodo tiene conto, come è noto, della psicologia infantile, stimolandone la memoria e quindi la capacità di conoscere, attraverso elementi adatti a suscitare la curiosità e l'interesse. Alcuni però, interessati appunto come sono adesso, è bene lasciarli tranquillamente alle loro gravi occupazioni. La maestra ha spiegato servendosi di una fiaba, e la fiaba si richiama a soggetti naturali: l'uva, il bosco, Biancaneve e i nani, Cappuccetto Rosso e il lupo cattivo. Ciascun bimbo porta poi un segno distintivo, una trottola, un cagnolino, una barchetta, corrispondenti allo stesso segno riportato su appositi cartellini che i piccoli conoscono bene. Ma altro argomento sostanzioso di lezione ai più grandini è quello di come comportarsi a tavola. Sì, signori, data l'importanza che i ragazzi giustamente annettono a tale capitolo, è bene che sappiano essere educati, magari un pochino di più di quelle bimbette che abbiamo notato al principio. E poiché siamo in argomento, rieccoci appunto all'ora del pranzo. In un'atmosfera piena di un odorino buono buono, i bambini entrano ordinatamente. Certo, se lo potessero fare, questa entrata così metodica potrebbe sembrare una specie di presa della Bastiglia, ma i bambini, per chi non lo sapesse, sono più... Si consideri come da una media di circa 90.000 bimbi assistiti giornalmente nell'anno scolastico 1948-49, si è pervenuti oggi ad assistere ben 190.000 bambini, viene somministrata la refezione. Avviciniamoci ora, per curiosità, in una landa la cui natura, pur suggestiva, non permetteva all'uomo civile, fino a tempi abbastanza recenti, di avventurarcisi con la necessaria serenità. È la piana di Montelepre. La chiesetta che domina il paese e il sole caldo che l'illumina hanno dovuto assistere impotenti ai più clamorosi episodi del banditismo siciliano. Ora però la vita normalizzata del paese di Montelepre ha permesso l'esistenza e il funzionamento di questo imponente edificio scolastico. La stessa cosa può notarsi per Piana degli Albanesi, il paese greco della Sicilia, dove il dialetto rimane incomprensibile agli stessi isolani delle altre località. Vi è in funzione, come vedete, una scuola frequentatissima. I bambini, durante quest'ora di ricreazione, si stanno sbizzarrendo nei loro giochi più tipici e preferiti.
i piccoli sono uguali, naturalmente. La pettegolina, infatti, pare non possa troppo soffrire chi è meno vivace e più pensosa di lei. Bambini, bambini, anche voi purtroppo avete i vostri grossi problemi. Ma ecco ragazzi che anche per voi è ora di mangiare. Basta coi giochi, la zuppa è cotta. Bimbi, a tavola. E proprio oggi la scuola di Piana degli Albanesi sta per ricevere la visita dell'assessore alla pubblica istruzione. L'attività infatti nei vari rami assistenziali, refezioni, fornitura di indumenti e medicinali, funzionamento di poliambulatori, confezionamento di pacchi, eccetera, viene direttamente seguita dalle autorità. Si pensi che la Regione per tale assistenza ha affrontato finora dal 1948 una spesa di circa 1,5 miliardi di lire. Dopo Palermo, Bocca di Falco, Montelepre e Piana degli Albanesi, nelle altre province, da Caltanissetta a Catania, da Enna a Ragusa, in ciascuno degli edifici scolastici dell'isola, l'assistenza si svolge con criteri adeguati. Una positiva attrezzatura rende efficiente l'organizzazione delle mense e di ogni altro servizio utile. I risultati ottenuti fanno così legittimamente sperare in una generazione di giovanissimi di sana costituzione e di positivo sviluppo intellettuale. La felicità dei bimbi, infatti, è indice sicuro di bontà e di progresso.